Ok, allora, piccolo, diciamo, chiarimento e poi riprendiamo. Ho visto che c'è già alcune persone che hanno invitato degli amici, no, per ottenere i 2 super bonus. Ricordatevi poi di scrivere un commento nel post che c'è nel gruppo dedicato appunto a questa iniziativa, diciamo, perché altrimenti non so, non mi ricordo più insomma chi ha fatto l'operazione, quindi ricordatevi di scrivere il commento, ho fatto, ho invitato, eccetera, eccetera. Così poi vi mando in privato il link per scaricare i bonus, ok? Hai fatto in tempo a mangiare anche il dolce? Ecco, vedi, perfetto. Era voluto questa cosa. Bene, allora, dicevamo, condivido lo schermo. La fortunata prima vincitrice, non solo merceria, cos'è che era? Aspetta che non mi ricordo la città, Torre Pellice. Ok, Alessandra. Ok, allora, Alessandra Cesan o Cesan. Allora, intanto, Ale, dimmi se sei collegata. Ciao Jennifer, benvenuta anche a te. Dimmi Alessandra se sei collegata, comunque diciamo che questa analisi è utile non solo per chi, diciamo, per chi ha candidato la propria attività, ma è utile a tutti perché insomma sono magari, spesso ci sono degli errori generici che vengono commessi da tanti, quindi è utilissimo anche per tutte le altre persone che ci seguono. Allora, non solo merceria, io parto sempre da Google, perché Google è, diciamo, spesso il canale iniziale che le persone, che i vostri clienti o potenziali clienti usano per trovarvi o per scoprirvi, ok? Soprattutto nella versione mobile, adesso sto analizzando, diciamo, da desktop, però dovete sempre considerare che il vostro cliente o potenziale cliente ha il telefono in mano, ok? Quindi se deve cercare il vostro numero di telefono, il vostro indirizzo, eccetera, lo fa per il 90% probabilmente dei casi lo fa da mobile, da telefono. Quindi vi dico questo perché chiaramente la visione da desktop è di un determinato tipo, la visione da mobile, da telefono, ne ha un altro tipo e poi vi spiegherò perché. Ciao anche Ilaria, intanto, che si è collegata. Allora, partendo diciamo dalla scheda My Business, no? La scheda Google My Business è questa parte a destra, diciamo, che vedete sulla destra. Da mobile è la prima invece che si vede quando faccio una ricerca su Google, per quello che è fondamentale, prima di tutto rivendicare la scheda Google My Business e poi gestirla in modo adeguato, perché è la prima cosa che il cliente si vede davanti. Ok, ed è fatta veramente bene perché ci sono tutte le informazioni di base che i clienti possono ricercare, come appunto il numero di telefono, l'indirizzo, gli orari di apertura, eccetera. Quindi anticipazione generale, generica, che vale per tutti, è fondamentale, ma veramente fondamentale, prima di tutto che rivendichiate, si dice rivendicare la scheda Google My Business, no? Quindi dire a Google io sono il proprietario di questa scheda, di questa attività. Ad esempio, se io adesso clicco su qui, sei proprietario di questa attività che vedete qua, io posso verificare se questa scheda è stata rivendicata o meno. Infatti, vedete qua mi dice questa scheda è già stata rivendicata e mi dice che c'è appunto, mi scrive un po' la mail, ma insomma chiaramente è nascosta, però mi dice che è stata rivendicata. Se non fosse stata rivendicata, io potrei appunto richiedere di diventare il proprietario. Anche qui potrei richiedere l'accesso, ma non vado a farlo, insomma. Quindi è fondamentale che lo facciate voi, perché potrebbe eventualmente farlo un'altra persona, un concorrente, crearvi casini, eccetera, eccetera. Chiaramente chi l'ha già fatto, Google vi manda una cartolina con un codice, oppure vi fa una telefonata, quindi insomma c'è un controllo dietro, però sempre meglio essere i proprietari. E soprattutto se ci fosse vedo spesso che capita nel gruppo, qualcuno lo chieda,
se c'è un passaggio di attività, no? Voi comprate un'attività, un negozio, eccetera, oppure lo cedete o acquisite anche la titolarità della scheda My Business, non create un'altra parallela che poi vengono fuori solo che casini. Fatevi impostare come proprietari della scheda. Ok, fatte queste premesse, andiamo su questa attività. Allora, diciamo che la prima cosa che noto è che manca un sito, ok? Il sito non è sempre fondamentale, piuttosto che avere un sito fatto giusto per farlo e poi abbandonato, meglio a questo punto anche non averlo. Però diciamo che nei primi risultati di Google mi viene fuori, come spesso succede, la pagina di Facebook e poi vari sitarelli tipo questi che sono dei database, no? Quindi questo mi dà gli orari di apertura, Rete Imprese, Mister Imprese, sono delle specie di pagine gialle, diciamo, tra virgolette, no? Avere un sito, se fatto bene, avrebbe anche a livello, diciamo, di brand, come si dice? Non mi viene il termine, comunque agli occhi del cliente appare più professionale, mettiamola così. Allora, andando nella scheda My Business, che è questa qua a destra, prima ho fatto un controllo veloce. La problematica qui è che mancano foto. Qua ce ne sono solo 3, di cui una fatta mezza storta, che sembra fatta per sbaglio col telefono, una di questa promo meno 30% su tutti i gomitoli, e poi quella di Street View che fa in automatico, che tra l'altro non è neanche settata correttamente. Voi sapete che se Google Street View non vi calibra perfettamente la cosa, potete andare a spostarla. Adesso vabbè, qua non trovo dove sia il negozio, comunque l'anteprima potete modificarla. Nel frattempo, ecco, per chi si è connesso ultimamente, scrivete, fate commenti, interagiamo. Se avete domande o cose, scrivete nei commenti che vediamo anche di rispondere. Quindi ci sono pochissime foto, le foto sono fondamentali, ragazzi, fondamentali. Vedete che qui a sinistra ci sono delle categorie, quindi qua essendocene poche mi dà poche categorie, però ci sarebbero numerose categorie, interni, esterni, il menu per chi ha appunto chi lavora nella ristorazione, foto dei prodotti, dei cibi, dei piatti, sempre nel caso della ristorazione, ed è fondamentale da inserire una marea di foto. Uno, perché agli occhi di Google inserire foto dimostra a Google che sto gestendo bene la mia scheda My Business. 2, perché i clienti guardano le foto, poco da fare. Se voi andate a vedere le statistiche della vostra scheda Google My Business, andate a vedere quante persone guardano le foto, vi renderete conto di che numeri stiamo parlando. Si parla spesso di migliaia, di centinaia, ma molto spesso migliaia di visualizzazioni ogni mese, che sono completamente gratuite, ok? Di clienti che sono interessati alla vostra attività, ai vostri prodotti, ai vostri servizi, e quindi controllano quello che voi pubblicate. Le foto possono essere pubblicate sia dai vostri clienti, da utenti, sia da voi. Quindi è importantissimo, dato che avete la possibilità di pubblicarle anche voi, che pubblichiate delle foto fatte bene. Per ogni categoria vanno pubblicate e soprattutto vanno pubblicate con costanza. Non basta pubblicarne una marea oggi e poi lasciarle là per mesi, perché a Google questa cosa non piace. Più vede che la scheda viene gestita, seguita, monitorata, e più vi fa è probabile che veniate mostrati prima nella classifica appunto delle ricerche. Quindi il cliente che cerca merceria a Torre Pellice, o Pellice come si dice, vi faccia vedere il vostro negozio piuttosto che quello del concorrente, ok? Alla fine andiamo a finirla anche su queste cose che non sono fumo, sono clienti che vi cercano, che trovano o voi o il vostro concorrente, ok? Quindi che danno i soldi a voi o al vostro concorrente. Ok, allora poi, quindi discorso foto, importantissime, inserirne spesso
fatte bene, magari fatte da un fotografo sarebbe meglio in alcuni casi, oppure fatele col cellulare, tanto insomma i cellulari di adesso fanno delle foto meravigliose. Ok, poi gli esterni, vabbè, abbiamo detto gli esterni, qui non si vede il negozio, perché io qua vedo un alimentari, quindi io che sappiate che anche questo Street View, no? Voi, quanti è che sanno cos'è questa cosa? Soprattutto perché io magari do alcune cose per scontate. Voi sapete cos'è questa cosa che sto facendo io adesso? Datemi dei feedback. Non so se avete mai visto passare delle macchinine con un aggeggio enorme sopra come si dice, il tettuccio della macchina, no? Con una roba strana enorme sopra la macchina. Ecco, quelle sono le macchinine di Google che girano in tutta l'Italia, ok? E fanno delle foto, diciamo, panoramiche e navigabili di questo tipo. Quindi Google in automatico, in base al civico e ai suoi algoritmi, assegna un'anteprima. Ok, vedete, io qua vedo un'anteprima del mio negozio, della mia attività da fuori. In questo caso io, se clicco sopra, e tanti clienti lo fanno, dovete sapere che tanti lo fanno, se clicco così vedo sto alimentari, che non c'entra una mazza con non solo merceria. E voi potete dire a Google, no, guarda Google, questa non è la mia vetrina è un po' più in qua, adesso non so dove sia, comunque potete dirgli, no, si trova qui, questa è la mia vetrina, ok? E questa cosa è importante, magari sapete anche nell'ambito del turismo, ad esempio l'hotel, io prima di andare nell'hotel voglio vedere da fuori com'è la zona, o il ristorante voglio vedere da fuori com'è, come arrivarci, dove parcheggiare, quindi è importantissimo impostare bene, correttamente queste cose. Ok? Allora, c'è una domanda di Rosaria. Aspetta che la metto qua. Allora, ma se siamo solo su Facebook, di conseguenza siamo su Google Business? Sta cosa non ho capito. Allora, Rosaria, no, assolutamente. Cioè Facebook non c'entra niente con Google. Ok? Google, come avevo detto in qualche diretta fa, qual è l'obiettivo di Google? È di dare risposte più precise possibili ai propri utenti, cioè persone che cercano informazioni su Google. Quindi questa scheda, nella maggior parte dei casi, Google la crea in automatico. Ok? La scheda intendo questa qui, non solo merceria di Cesana, Alessandra, eccetera, eccetera. Questa è la scheda My Business. Com'è che la crea? La crea grazie ai suoi algoritmi e ai suoi super computeroni, cervelloni. Cioè lui riesce a estrapolare magari dalla pagina Facebook, dal vostro sito, dal database delle imprese, dalle segnalazioni degli utenti, eccetera, eccetera, riesce a estrapolare determinate informazioni come l'indirizzo, il numero di telefono, spesso anche gli orari di apertura, la posizione, quindi nella mappa, eccetera, eccetera. Quindi queste cose le crea lui in automatico. Però Google non è fortissimo, è una macchina paurosamente oliata, però non è perfetto, no? Quindi quello che dovete fare è prendere in mano la gestione della scheda My Business, quindi le informazioni sulla vostra attività, e compilarla completamente, perché tante cose Google non riesce chiaramente a saperle. Dovete prenderla in mano, gestirla e continuare ad aggiornarla nel tempo, anche per dare informazioni ai vostri clienti. Quindi Facebook non c'entra con Google Business, ok? Dimmi se ho risposto alla tua domanda, se ti è chiaro, Zai. Ok? Ecco, infatti, riguardo a Street View, noi all'inizio abbiamo dovuto chiedere l'allineamento di Street View, adesso ok. Anche il mio Street View non è aggiornato, ho aperto da un anno e l'ho segnalato a Google. Ok? Sì, spesso la posizione dello Street View la canna, perché soprattutto in Italia, che sono tante viette, viuzze, porticine piccole, negozietti, numeri civici, così, è difficile ovviamente. Quindi è importante che andiate voi a gestire la cosa, ok? Beh, vedo che ce n'è una marea di persone che dicono che lo Street View è cannato, quindi andate a sistemarlo.
Poi, andando per ordine, le recensioni, le benedette recensioni. Allora, qui ce ne sono 3, non sono tantissime, anzi sono pochine in realtà. Dovreste sempre cercare di spingere i vostri clienti a pubblicare, diciamo, delle recensioni su Google. Google già lo fa in automatico, non so se lo avrete visto anche voi nei vostri telefoni, quando si ha il GPS attivato, eccetera, se vai in un'attività o anche vicino, non è chiaramente perfetto, ti chiede: ma com'era il ristorante Ciccio Pasticcio, com'era il negozio tali dei tali, e ti chiede di dare una valutazione, no? Una recensione, quindi le stelline. Quello che è importante, anche sempre per la posizione nelle ricerche su Google, e questo vuol dire anche su Google Maps, sono le recensioni. È importantissime ottenerne con costanza, ottenerne di positive, chiaramente, ed è importante anche gestire e rispondere. La cosa che vedo fare pochissimo, spesso, uno dei tanti problemi, è che non si risponde alle recensioni. In questo caso c'è solo una risposta, a questo Fabio c'è stata la risposta del proprietario, mentre per Patrick ed Esther non è stata data una risposta. Quindi è importantissimo che rispondiate, rispondete sia a quelle positive e anche e soprattutto a quelle negative. Vi rimetto sempre qua il link alla guida, per chi magari non l'avesse scaricata. Io ho scritto una guida che vi insegna, vi mostra come rispondere correttamente alle recensioni, sia positive che negative, che miste, eccetera. Magari andateci dopo, no? Su questo link recensioniok.it/guida, basta mettere la mail e vi arriva via mail, è un PDF di non mi ricordo quante pagine, ma ce ne sono circa una trentina di recensioni a cui ho risposto. Vi mostro come si può rispondere correttamente. Il discorso su recensioni bisognerebbe farci una diretta a parte, magari la farò anche. Sapete appunto che è importantissimo rispondere alle recensioni, o se non lo sapete dovete saperlo, è importantissimo rispondere alle recensioni, sia positive ma soprattutto anche a quelle negative. Ricordatevi sempre che non rispondete solo a chi ha scritto la recensione, ma anche a tutte le altre persone che andranno su Google, cercheranno non solo merceria bla 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 o il nome del vostro ristorante, del vostro negozio, della vostra attività, cliccheranno qua e andranno a vedere quante recensioni ci sono, e se voi rispondete anche a quelle negative, perché ricevere una recensione negativa non è una tragedia, non muore nessuno, si sa benissimo che ci sono anche clienti stronzi, però i potenziali clienti guardano anche come rispondete, ok? Se rispondete incazzati, invelenati e li mandate a quel paese, no bene, ok? No bene. Prendetevi 24 ore al limite, sbollite e rispondete con obiettività e oggettività, ringraziate il cliente perché lui si è preso del tempo, anche per se vi ha dato una recensione negativa, lui vi ha dato ha occupato del suo tempo per darvi un feedback, ok? Che potrebbe essere un feedback che rappresenta l'1%, ok? Perché spesso i clienti insoddisfatti non vi dicono una bene amata mazza, se ne vanno, entrano nella vostra attività, non si trovano bene, se ne vanno e non tornano più. Invece chi vi ha dato una recensione negativa probabilmente vi sta segnalando un problema che potrebbe avere anche altri clienti. Ok, chiudo il discorso recensioni. Poi, allora, qui vedo che come categoria è stata messa merceria. Qui sapete che voi potete inserire e selezionare una categoria principale e poi una serie di altre sottocategorie. Ok? Vi consiglio di non mettere più di 5 o 6 sottocategorie. Come categorie mettete la più specifica possibile, in questo caso mi sembra corretta, a Torre Pellice, ok? Qui manca la descrizione. Qui potete inserire una descrizione dell'attività, ed è anche questa importantissima perché questo cliente potrebbe non sapere chi siete, quindi non date mai niente per scontato, perché io potrei cercare informazioni
sul vostro negozio o sulla vostra attività non conoscendovi, perché magari me ne ha parlato un amico e io sto cercando un numero di cellulare, però voglio il numero di telefono o l'indirizzo e voglio sapere di più della vostra attività, quindi compilate questa descrizione, anche perché agli occhi di Google è solo che positivo compilare tutti i dati che vi propone. Ok? Indirizzo, qui vediamo se corrisponde con quello di Facebook, ad esempio. Qui dovete sempre verificare la coerenza NAP, l'avevo detto nella diretta dei 10 segreti di Google My Business, e se non l'avete vista sappiate che, come ho detto all'inizio di questa diretta, il video è disponibile solo per chi invita gli amici, invita 10 amici nel gruppo, è uno dei 2 super bonus, l'altro è la checklist dei social, quindi andate nel gruppo, uno dei primi post trovate come ottenere il video dei segreti di Google My Business. La coerenza NAP, che significa name, address and phone, significa che i dati che avete su tutte le vostre, diciamo, presenze online devono corrispondere. Quindi io sulla pagina Facebook vedo, ad esempio, via A.Bert 29 e qua invece è via Amedeo Bert. Quindi la cosa da fare è che ci sia coerenza, quindi scegli, Alessandra, se via A.Bert o se via Amedeo Bert. Anche le virgole, anche i maiuscolo, minuscolo, eccetera, contano. Dovete uniformare l'indirizzo, il numero di telefono e il nome dell'attività. Ok, invece, per esempio qua si chiama non solo merceria, qui invece si chiama non solo merceria di Cesana Alessandra. Ok, questa è una roba importante. Ok, ditemi se fin qua è tutto a posto. Intanto vedo un po' di commenti. Allora, Katia, le modifiche si possono fare solo da PC o anche da cellulare? Grazie. Allora, Katia, intendi le modifiche su Google, sulla scheda My Business? Allora, vi consiglio di scaricare l'app, assolutamente, anche perché l'app vi consente di rispondere ai messaggi. Qui, ad esempio, non è attivata la funzionalità messaggi, ad esempio, vi verrebbe fuori un bottone per contattare direttamente. Quindi se avete l'app di Google My Business potete anche ricevere richieste di contatto direttamente da Google, all'interno di Google, diciamo, quindi è importantissimo. Mi sembra sì, si possono fare modifiche anche da cellulare, però non si può modificare tutto. Adesso non mi ricordo di preciso, perché io le gestisco sempre da PC, insomma da desktop, perché è più comodo e ci sono tutte le funzionalità. Però scaricate anche l'applicazione che è utile. Ok? Allora, sì, chiarissimo, ok, perfetto. Poi, orari. Questo è un tema delicatissimo, delicatissimo. Non sottovalutate questa roba, perché tantissime persone, tanti clienti usano Google per verificare gli orari di apertura del vostro negozio. Quindi non lasciate abbandonati sti orari, ma teneteli sempre aggiornati. Anche quando ci sono le ferie, quando ci sono quei giorni tipo 2 giugno, 1 maggio, roba di questo tipo qua, teneteli aggiornati, perché fate veramente incazzare i clienti, se non tenete aggiornati gli orari. Gli orari, i clienti si aspettano di trovare informazioni precise e aggiornate. Se non sono aggiornate, li fate incazzare. E quindi ci vuole poco a tenere aggiornati gli orari, quindi fatelo. Poi, numero di telefono, qui vediamo se corrisponde ad esempio con quello di Facebook. Ok, anche lo spazio vedo che corrisponde, quindi è stato scritto correttamente, cioè corrisponde alla coerenza NAP. Un'altra cosa che manca qui è la descrizione. Qua c'è la possibilità, anzi la storia, diciamo. Qua c'è la possibilità di scrivere un
un campo, insomma, con la storia, si può scrivere un testo più lungo rispetto alla descrizione che ci sarebbe qui sopra, quindi anche quella è importante. Manca il sito web, vabbè, in questo caso immagino che il sito non sia stato fatto, però vabbè, questo non è un dramma. Anzi no, scusate, la storia c'è in realtà, eccola qua. Quindi era più sotto, non l'avevo vista, quindi è stata scritta, bene. Mancano, allora qui una cosa che consiglierei sempre di fare è le FAQ, no? Quindi quelle domande e risposte che potete autofarvi per fare una sorta di elenco di domande e risposte che i clienti potrebbero farvi. È una sezione che adesso qui non si vede, ma potreste, perché probabilmente Alessandra non l'ha attivata, però appunto potete inserirla, aggiungerla. Ok, allora sto andando troppo lento, mi sa, sì, perché sono passati già 20 e passa minuti e ne ho fatta solo una. Domanda, noi riceviamo solo il suo appuntamento, ma non trovo mai in nessun social la possibilità di segnalarlo. Chi è questa? Laura. Allora, ricevete solo il suo appuntamento? Beh, per esempio su Google tu puoi mettere un link, sempre nella tua scheda My Business, puoi mettere un link per prenotare, quindi qui sotto a telefono ti verrebbe fuori il link per le prenotazioni, quindi quello potresti farlo. Oppure nella descrizione breve che viene fuori in questa zona qui potresti inserire riceviamo solo su appuntamento, insomma. Il modo si trova sempre, insomma, di inserirlo anche su Facebook, puoi inserirlo nella descrizione, ad esempio. Ok, allora poi facciamo una cosa veloce su Facebook, magari qui do delle indicazioni generali che vadano bene per tutti, senza andare anche nelle prossime attività. Allora, questo è un errore classico, il logo, che come vedete, allora qui ci sono una marea di informazioni, no? Località Santa Margherita, bla bla bla. Considerate che Facebook per la maggior parte delle persone, la maggior parte delle persone lo accedono da mobile, quindi questo loghetto diventa, vedete qui sotto, sopra al titolo, no? di questo post, il loghetto viene rimpicciolito, quindi non si legge assolutamente una mazza, e quindi appare un po', diciamo, non riesco a capire probabilmente, non riesco a agganciarlo al logo reale perché è troppo piccolo. Quindi in questo caso io tirerei via questa scritta, non solo merceria, che magari non si vede bene, anche le frasette sotto la località Santa Margherita la eliminerei perché è praticamente illeggibile, tanto se uno vuole vedere l'indirizzo va su Google oppure nella pagina qui Facebook lo trova subito. E quindi metterei al limite solo il bottone, metterei solo il bottone grigio, che almeno si capisce che effettivamente è un bottone, anche perché così magari non si capisce tanto. Errore classico è non mettere una descrizione qui o non mettere il link al sito, ad esempio in questo caso tu non hai il sito, però mettere una qualche call to action o il numero di telefono, un qualcosa, no? Una chiamata all'azione. Considerate che appunto questa l'icona qui il loghetto è stato inserito il 29 luglio 2016 per la legge dei grandi numeri, infatti ha 13 like, comunque non sono pochi considerando che questa pagina ha 500 follower. Considerate che per la legge dei grandi numeri qualcuno sicuramente ci clicca sopra in cerca di informazioni e se clicco qua non trovo assolutamente niente. Quindi è importante andare a mettere una descrizione che viene fuori qui sopra sotto al titoletto, non solo merceria, ok? Altra cosa è mettere anche qua, che immagino che anche qua non è stato fatto, di inserire anche qui la descrizione con appunto il sito, il telefono, l'indirizzo, insomma qualche informazione utile per i clienti. Ok? Qui non mi dilungo troppo perché altrimenti non riesco più a fare le altre attività. Comunque questi sono un po' consigli generici. Andiamo avanti, passiamo ad un'altra. Allora.
magari cambiamo anche un po' genere, andiamo qua, Beauty Club, Simona Novellini. Ditemi intanto, ragazzi, se è tutto chiaro, se vi piace come analisi, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, su cui volete che mi soffermi, fatemi sapere. Ok, allora, altra attività, Beauty Club. Anzi, vediamo Beauty Club, dov'è questo? Castelloffredo. Infatti, vedete che per esempio se lo cerco come Beauty Club Castel Goffredo non ho gli stessi risultati di prima. Perché? Perché succede questo? Vediamo chi indovina perché succede questo. Perché appunto prima ho cercato Beauty Club di Simona Novellini, che poche persone faranno questa ricerca. Più probabilmente tanti cercano Beauty Club Castel Goffredo oppure cercano solo Beauty Club. Poi chiaramente i risultati sono diversi in base alla zona in cui sono, no? Ok, quindi io se lo cerco da qua avrò dei risultati, se lo cerco da un'altra parte avrò determinati altri risultati. Mi hai aperto un mondo su Google Business, lo so, Rosario. È un mondo che pochi considerano importante, ma è fondamentale, soprattutto per le attività locali. Ditemi, ragazzi, perché cambia così la ricerca. Vediamo chi lo sa. Se cerco Beauty Club di Simona Novellini, mi dà la scheda Google My Business qui a destra. Se invece cerco Beauty Club Castel Goffredo, che è la città dove è questa attività, non me la dà qui a destra e mi dà altre informazioni. Ok, vabbè, ve lo dico io perché già sto andando troppo lento. Allora, il discorso è che di Beauty Club ce ne sono più di uno, ok? Vedete che c'è Beauty Club di Novellini Simona, Estetica e Benessere Beauty Club, quindi il buon Google dice, ok, ma tu quale Beauty Club stai cercando? Perché io non posso, come se non so di preciso cosa tu stai cercando, darti subito uno dei due risultati. Quindi Google mi lascia scegliere, ok? Quindi mi dice, io di Beauty Club ne vedo due, vedo Beauty Club di Novellini Simona e questo Estetica e Benessere Beauty Club, che tra l'altro io vedo qua come temporaneamente chiuso, quindi spero che questi signori qua siano veramente chiusi e invece non abbiano lasciato il temporaneamente chiuso che c'era durante il lockdown, perché questa è una mazzata sui piedi che si stanno tirando da soli. Ok, perché io che vedo temporaneamente chiuso come cliente dico ok, questi non sono più, probabilmente sono chiusi o sono in ferie o chissà cosa. Questo chiuso invece è perché apre il martedì, cioè domani alle 9 è chiuso come orari di apertura, diciamo. Allora, ok, allora sono sempre Simone Novellini, sono sempre io, cosa vuol dire? E tu anche questo sotto? Ho visto adesso che l'indirizzo tra l'altro è lo stesso. Tu hai una doppia scheda, qui non va bene sta roba. Via Italia 8, via Italia 8. Tu hai due schede. Come mai hai due schede, Simone? Comunque, ok, finché mi rispondi, andiamo sulla scheda. No, magari io cerco così, Beauty Club Simona, così mi mostra la scheda. Anche qui, allora, come risultati Google non vedo il sito, non c'è probabilmente... questo l'avevo visto, ci avevo dato un'occhiata prima, mi sembra che... Allora, qui è stato messo è stato inserito un collegamento ad un sito web, però mi sembrano quelli prefatti, tipo, no? Infatti c'era questo beauty check, sono quelli tipo da piattaforme, no? Sembra, non so se è una stile tipo pagine gialle, qualcosa del genere, ecco.
il problema di questi siti è che sono un po' asettici, quindi io che entro dentro, soprattutto nel sito di un centro estetico, mi immaginerei magari di trovare foto di trattamenti, di servizi che vengono fatti, eccetera, eccetera. Se entro così non riesco a capire niente, sinceramente, non capisco che sito sia. Potrebbe essere anche il sito di un ferramenta, perché non si capisce che tipo di attività sia. Qui vedo che c'è lo shop, quindi qua ci sono i prodotti, non so se magari sia fatto dal tuo fornitore o roba di questo tipo. Ecco, diciamo che un sito di questo genere non fa impazzire, non fa per niente impazzire sta roba qua. Anche perché rischi di mandare appunto l'utente su un sito dove non trova le informazioni. Poi, allora, vediamo le foto. Non so perché, delle due schede My Business, sai, forse era stata creata da qualcuno del tuo staff o da qualche agenzia che magari ti seguiva prima, ho visto tipo. Aspetta che tolgo questa roba. Comunque ti consiglio di rimuovere una delle due perché come hai visto, fa casino. Quindi un cliente che cerca solo Beauty Club, come è probabile che faccia, deve andare a cliccare su una delle due, è un casino, e non capisce quale sia delle due, lo incasini, quindi è importante che tu rimuova una delle due schede My Business. Se non sei titolare, perché magari era il proprietario precedente o roba di questo tipo, fatti passare la proprietà ed elimina, perché così non va bene. Ok? Allora, vediamo le foto. Anche qui ce ne sono poche, Simona, ci sono poche foto. Immagino che siano state inserite, sì, tutte da te praticamente. Allora, ti consiglio di inserire foto, soprattutto sia degli esterni, qui solo questa immagine della vetrina scattata magari anche di sera, ok? Magari fanne una fatta bene anche col telefono, magari di giorno, che così la luce, c'è anche un po' più luce, non appare sgranellata così. Fai magari anche diverse foto degli esterni, fai delle foto degli interni, infatti vedi qua, io non vedo foto degli interni, fai foto anche dei tuoi servizi, chiedi anche alle clienti di fare delle foto, perché anche loro possono caricare foto della tua attività, puoi chiederlo tranquillamente. È fondamentale che ci siano foto perché i clienti le guardano, Google le considera importanti, ok? Quindi è un'attività fondamentale da fare. Controlla appunto anche tu lo Street View, qua te l'ha abbastanza messa decentemente, magari puoi anche fartela spostare un po', mettere appunto proprio direttamente davanti, così. Se volete potete fare lo Street View anche degli interni, è un servizio a pagamento, diciamo, dovete rivolgervi a un fotografo, però sappiate che c'è anche questa possibilità per chi magari ha un hotel, un ristorante o anche un centro estetico, insomma, dove è importante vedere gli interni, potete anche dare la possibilità al cliente di navigare all'interno. Ok, vediamo le recensioni. Ecco, anche qua errore classico, non c'è nessuna risposta se non questa. Buongiorno Giuseppe, mi trovo presente che hai fatto perché credo di non averla mai vista. Sì, non è proprio una risposta eccezionale questa. Cioè, teatro 4 stelle. Sì, l'avrei messa magari in modo diverso, tipo intanto ringraziare, grazie per aver scritto questa recensione. Vedo che non è completamente soddisfatto, vorrei capire se c'è stato qualche problema o cose di questo tipo, senza andare troppo a indagare, insomma.
Ok, però ecco, è stato risposto solo a quella lì. Quindi importantissimo rispondere alle recensioni, anche perché appunto, e farne, aggiungo sempre sul discorso recensioni, è importante ottenerne tante e con costanza. Non comprate le maglie, non comprate dei pakistani o degli indiani. Sapete che purtroppo esistono anche queste robe. Si possono anche comprare le recensioni, no? Di utenti finti che scrivono le recensioni. Lasciate perdere queste puttanate qua. Chiedete piuttosto ai vostri clienti di scriverle, impostate dei sistemi automatici, si possono fare anche tramite mail, no? Quindi un cliente che è venuto da voi, in automatico potete mandargli una mail che lo ringrazia e gli dice: mi farebbe molto piacere avere una tua recensione perché è utile anche per altre persone come te, che ci possono scoprire, bla bla bla. E le recensioni sono importanti, oltre che per appunto dimostrare delle testimonianze ad altri clienti. Considerate ad esempio, se uno cerca il vostro negozio, la vostra attività, invece di 18 recensioni ne vede 340 rispetto ai competitor magari che ne hanno 7, 8 eccetera, capite che a livello numerico è tutto un altro impatto, no? Ok? Quindi vedermi un numero di recensioni enorme ha un peso determinante anche nella scelta tra voi e il vostro competitor. Ok? Appunto, avere tante recensioni consente anche a Google, è sempre un parametro importante che Google considera per farvi scalare la classifica, quindi anche qui mostrare prima voi o i vostri competitor. È utile anche perché per apparire per diverse parole chiave, perché Google controlla anche le parole chiave che i vostri utenti scrivono scrivono nelle vostre recensioni, quindi considera anche le parole chiave per farvi apparire nei risultati della ricerca, quindi sono molto molto importanti le recensioni. Purtroppo spesso vengono considerate solo nel mondo ristorazione, turismo, perché lì è un ristorante normalmente, cioè è normale che abbia anche migliaia di recensioni, però anche se lavorate anche in altri ambiti sono veramente fondamentali. Ok, anche qui vedo che manca la descrizione, questo è un classico, mancano le domande, anche qui non c'è nessuno che ha fatto domande, però tu potresti auto-inserirti una domanda, quindi scrivere che tipo di servizi eseguite nella vostra attività, eccetera, eccetera. Ok, inserirla e poi andare a autorisponderti alla domanda. Così ti crei un elenco di potenziali domande che i clienti potrebbero farti. Tu sicuramente hai uno storico delle classiche domande che ti fanno i tuoi clienti, quindi prendine una decina, una quindicina, le inserisci e ti autorispondi. Anche questo è un parametro che Google considera e soprattutto anche i tuoi clienti, sai, rispondere in anticipo alle eventuali obiezioni è importante anche sempre per il cliente, per dare la possibilità di scegliere te oppure il tuo competitor. Qui vedo che hai compilato lo spazio, insomma, della storia. Una cosa che non avevo indicato nell'altra attività, e anche questa non ce l'ha, vi consiglio di sfruttare i post, no? Sapete che potete pubblicare dei post con delle informazioni o delle promozioni o così sto tipo. Vi consiglio di pubblicarne con costanza. Hanno una durata di 7 giorni oppure 30, insomma c'è un trucchetto per allungargli la vita, però insomma pubblicateli con costanza, perché anche questa è tutta visibilità gratuita. Se voi andate a vedere poi, quando finite la diretta, le statistiche del vostro Google My Business, se non lo fate con costanza, insomma se andate a vederlo ogni 6-7 mesi, andate a vedere che numeri fa il vostro Google My Business, perché quando lo faccio vedere ai clienti, alle persone, restano sempre a bocca aperta, non si rendono conto di quante persone cerchino informazioni sulla vostra attività, anche perché ottenete delle statistiche precise su quanti hanno cliccato chiama, quindi vi hanno chiamato
hanno visto il numero e chiamato tramite Google, hanno avuto indicazioni per arrivare a voi, hanno cliccato sul sito web, eccetera, eccetera. Anche qui potresti attivare la funzione messaggi, quindi il cliente potrebbe mandarti un messaggio, una richiesta di informazione direttamente all'interno di Google senza dover entrare eventualmente nel tuo sito, in questo caso non ce l'hai, o nella pagina Facebook, eccetera, eccetera. Ok, ci siete ragazzi? Allora, vediamo un po' di domande. Sì, ok. Allora, è vero che non bisogna mettere le parole chiave nel nome. Sì, diciamo che il nome non è il nome in questo caso è che intende Sandra, è questo, Beauty Club, no? Beauty Club Novellini di Simona. Lasciate il nome dell'attività, lì non andate a metterci parole chiave o roba di questo tipo, mettete piuttosto nella descrizione dell'attività o cose di questo tipo, insomma Google cioè, sa dove trovare le parole chiave, non è fondamentale che le mettiate nel titolo, nel nome, anche perché il nome, ricordatevi la coerenza NAP, deve essere uguale per tutti, quindi metteteci il nome dell'attività e stop. Ok? Allora, passiamo a un'altra attività. Un ristorante. Scusate se non analizzo tutti, ma ce ne sono arrivate una marea e cerco anche di fare categorie diverse, no? Anche per chi guarda la diretta e non ha segnalato la propria attività. Ok, allora, Bevo Bistro è un pasticceria e caffetteria a Vicentini, tra l'altro, bene. Allora, qui ce n'è. Allora, non c'è anche qui, non c'è il sito, anzi vediamo qua c'è un sito, no, il sito c'è in realtà, però non compare neanche nei primi 4, nei 5, è qua in fondo il tuo sito. Com'è che si chiama la persona qui? Dora. Dora, il tuo sito, il sito del tuo ristorante, della tua pasticceria viene scavalcato da tanti altri portali tipo Facebook, TripAdvisor, eccetera. Che tra l'altro è anche fatto benino come sito, graficamente non è malaccio, è fatto bene. Dovresti magari lavorare un po' di SEO, di posizionamento organico, eventualmente, insomma, se ti interessa scalare un po' nei risultati. Allora, discorso Google My Business, vediamo le foto. Per i ristoranti, ragazzi, le foto non occorre, ristoranti o pasticceria, in questo caso, che non occorre che vi dica, no? Che sono fondamentali. Allora, qui avrai anche sicuramente foto dei clienti. Vediamo più recenti. Beh, dai, recentemente ne avete anche pubblicate, quindi va bene. Allora, qui consiglio anche a te di pubblicare foto per le diverse categorie, come ristorante, come ristorazione, insomma, hai gli interni, hai la categoria esterni. Ecco, fanne magari meglio di questa che tra l'altro è anche del settembre 2016, vedi qua è scarsamente illuminata, un po' sgranata, eccetera, eccetera, quindi fanne fatte bene. Questo tipo di foto qua invece piuttosto meglio che tu le faccia come post, piuttosto che pubblicare questa cosa qua. Farle come dei post sulla scheda My Business. Questa, ecco, in verticale non sono meravigliose, è sempre meglio farle in orizzontale perché poi vengono un po' spaccate su. Questa
questo non so cosa c'entra. Comunque, ecco, lavora tanto sulle foto, fai foto anche ai tuoi prodotti. Qui non vedo solo questa di una torta, tu dovresti riempire la scheda Mi Business di... Ah no, ecco qua, ne hai pubblicate altre, magari farne anche in orizzontale. Ok, boh, ne hai fatte, bene. Cioè, devi far venire fame ai tuoi clienti, quindi pubblicane ancora, pubblicane tante con costanza, pubblica magari anche le foto del pasticcere, no, che fa le torte, cioè failo vedere all'opera, fai anche video, ho visto che qualcosa è pubblicato. Questo cos'è? Cena horror addirittura. Ok, quindi ecco, pubblica magari anche un video del pasticcere che compone una torta o di un cliente che se la mangia di gusto, roba di questo tipo, no? Vediamo Street View. Ok, Street View sembra che l'anteprima sia corretta. Ok, non me la carica, comunque vabbè, mi sembra sia a vedere corretta. Ecco, allora, qui il titolo, mamma mia, non mi fa impazzire, sinceramente. Cioè, è enorme, lunghissimo, quindi io piuttosto lascerei pasticceria e caffetteria, bevo bistrò e stop, cioè, altrimenti diventa una roba infinita. Qui, un'altra cosa che consiglio anche agli altri è di compilare i dettagli, come si chiamano? Gli attributi. Gli attributi è una cosa che non si vede sempre all'esterno, quindi si possono vedere sul lato interno, dal lato admin, diciamo, da chi gestisce la scheda My Business. Compilate gli attributi, quindi come si può pagare all'interno della vostra attività. Se fate delivery, ad esempio, chi ha prodotti che possono essere consegnati a casa, se fate food delivery o consegna a domicilio dei vostri prodotti o cose di questo tipo, quindi compilate tutte quei dettagli in più, insomma. Qui c'è pasticceria, non mi propone però la città, di solito me la propone più vicino, comunque vabbè, non c'è la descrizione, anche qui manca la descrizione. Hai compilato la storia, ok. Domande e risposte, vediamo qui hai una domanda che hai lasciato senza risposta, malissimo, questo non va bene, è brutto anche per altri utenti che cliccano e non vedono risposte, perché se io vedo che non c'è una risposta non ti farò la domanda, quindi potrei essere un cliente col portafoglio in mano pronto a fare magari un ordine di una torta per un compleanno, ok? Qui vedo che c'è, ecco, qui è stato inserito, fatto bene, un link, questo è una delle opzioni appunto per chi fa consegna, diciamo, l'ordine online. Tanti di voi stanno scoprendo anche queste possibilità, quindi è importante, potete inserire un link specifico, in questo caso viene rimandato sul sito dell'attività, su questa pagina specifica. Ok. Una cosa che avevo notato prima, dando un'occhiata al volo su questa attività, mi sembra la pagina fosse questa, speciale delivery. Mi sembrava di aver visto un menu, no, forse non è questa. Avevo visto un menu che diventava troppo piccolo da mobile. Mi sembra fosse questa la pagina. Vabbè, comunque ecco, chi fa delivery, quindi magari date un menu o un listino, qualcosa di questo tipo ai clienti, ricordatevi sempre che tantissimi clienti accedono da mobile. Quindi quello che in realtà vedete grande da PC, da mobile diventa 10 volte più piccolo, quindi scrivete in grande, fate in modo che, soprattutto chiedete al programmatore, all'agenzia,
che il sito sia responsive. Se non sa, l'agenzia non sa cosa dire responsive, cambiate agenzia, perché vuol dire che sono degli incapaci. Responsive significa che il sito deve adattarsi alle dimensioni del mobile, ok? Quindi se guardo il vostro sito da cellulare, deve adattarsi allo schermo del cellulare, non può rimpicciolirsi come se lo stessi guardando da PC, perché non ci leggo più una mazza, quindi deve assolutamente adattarsi. Non è più una scusa adesso questa cosa, non esiste che il vostro sito non sia responsive, è una cosa che non è più ammissibile. Vedete che se io rimpicciolisco, adesso l'ho messo quasi in versione mobile, vedete che si è adattato e cambia il layout, no? Ok, vediamo le recensioni. Ecco qua, vedo una risposta. No, era solo la prima, chiaramente. No, dai, anche qua c'è una risposta. Risposta, bene. Non tutte hanno risposta, però già qualcosa, insomma, che ci siano dei segnali di vita. Questo è una bella cosa. Vedete, questo per esempio è una recensione di un cliente che ha pubblicato anche delle immagini. Quindi cercate di stimolare i vostri clienti a pubblicare appunto recensioni, a pubblicare foto della vostra attività, eccetera, perché è veramente importante. Ok? Allora, vediamo se ci sono domande. Allora, Paolo, ti ripropongo la domanda. In mancanza del sito web, è giusto linkare la pagina Facebook da Google My Business? Allora, questa è una bella domanda. Non lo so. Allora, è un modo, secondo me, è meglio di no, perché non si fa altro che ingannare il cliente in questo modo. Cioè, se io clicco sul sito web, mi aspetto di entrare in un sito web, non mi aspetto di entrare in una pagina Facebook, che so benissimo non essere il sito web dell'attività, ok? Questa è una mia opinione, poi fate quello che volete. Io ti dico personalmente, se non c'è un sito, non andrei a compilare la pagina sito web. Piuttosto lascerei vuoto, tanto comunque la pagina Facebook la trovo sempre nei primi risultati della ricerca su Google, la trovo comunque tra primo, secondo, terzo posto. Se voglio, se non trovo il sito, vado eventualmente nella pagina Facebook. Ecco, eventualmente sapete, c'è chi magari fa parte di determinate piattaforme che fanno una mini scheda riassuntiva dell'attività, ci sono delle informazioni sull'attività, allora lì può aver senso, perché vado su un sito che non è il www.attività.com, quello che è, ma vado su nomeattività.piattaforma che mi ospita.com, ok, su una piattaforma esterna, perché però ha delle informazioni dove il cliente trova informazioni, foto, indirizzo e robe sulla mia attività, allora gli può avere anche senso. Però sulla pagina Facebook io sinceramente non lo manderei, sinceramente. Ok? Allora, a quanto siamo? Ok, che ho già un'ora. Allora, faccio l'ultima. C'è ancora un bel po' di gente collegata, grandi ragazzi, che tenete duro. Facciamo l'ultima. Allora, pasticceria, vabbè, un'altra pasticceria, l'abbiamo già fatta. Ah, eccola qua, questo è osteopata, se non ricordo male, Cristian. Allora, il Cristian che mi ha dato il sito, adesso proviamo a cercarlo su Upastata. Upastata. Anche Cristian è un buon vicentino, grande Cristian. Allora, ecco, questo è un buon segnale, vedete che qui il sito, ad esempio, è il primo che compare. Se posso darti un consiglio, toglici questo home, 2 punti home, è un po' brutto da vedere. Puoi lasciare Upastata studio olistico a Vicenza, piuttosto toglici home. Poi vedo che c'è la pagina Facebook, il terapista. Questa cos'è? Un'intervista forse? Questa è una bella cosa.
Questa è una ottima cosa. Se avete modo di farvi intervistare, di far parlare di un vostro servizio, di un vostro prodotto, eccetera, su altri siti, è un bel segnale. È un bel segnale. Piuttosto che vedere, sapete, pagine gialle o vedere pagine bianche, che c'è qui, o vedere Mister Imprese o quei siti lì, no, di raccolta, quei database automatici che fanno schifo, che sono solo delle raccolte di dati della vostra attività. Insomma, vedere che qualcuno vi ha intervistato e qualcun altro parla di voi è un bel segnale per i clienti. Ok? Quindi questo è buono. Anche qua, cos'è questo? Ah, questo non è directory, ok. Allora, vediamo il titolo, Upastata studio olistico di Cristian Bertollo, ok. Vediamo un po' di foto. Anche qua Cristian dobbiamo lavorare sulle foto, ce ne sono solo 4-5, tutte fatte dal proprietario, quindi anche tu pubblica foto degli interni, foto degli esterni, foto dei servizi che fai, dei tipi di massaggi, magari fai qualche foto dei clienti e di te che fai i massaggi sui clienti, fai anche un video, magari pubblica un video dei massaggi, insomma cerca le foto sono fondamentali, ragazzi, sono un elemento che le persone cercano, quindi e continuate a inserirle con regolarità, è una cosa molto importante. Ok, una cosa importante, verificate anche la mappa, che sia posizionato corretto l'indicatore, no? Quindi come si dice? Adesso l'ho perso, questo qua, l'indicatore qua rosso, che sia preciso, perché appunto tanti clienti usano Google, cercano il vostro nome su Google perché hanno bisogno delle indicazioni stradali per arrivarci, quindi quello che faccio spesso anch'io è da mobile, cerco il nome dell'attività, clicco su indicazioni, no? Questo qui, e sapete bene che si avvia il navigatore e quindi io lo uso, come tantissime altre persone, lo uso per arrivare direttamente all'attività. E se l'indirizzo non è impostato correttamente, se il marcatore, diciamo, non è proprio preciso al metro dov'è la mia attività, faccio incazzare il cliente, quindi non fate incazzare i clienti, ok? Anche qui categoria inserita massaggio terapista. Non so se sia la categoria più precisa per quello che fai tu, non so se sia qualcosa di più legato all'olistico o roba di questo tipo. Vi consiglio di scegliere sempre la categoria più precisa possibile e poi aggiungere le altre sottocategorie. Manca la descrizione. Qui per gli appuntamenti, il sito web, vediamo, è linkato, sì, passata.it, gli appuntamenti, vedo che li rimandi, ecco, lui ha impostato appunto un link per gli appuntamenti, scusate che ho i moschini che si intromettono. Allora tu mi mandi qui, mi mandi in un form dove posso appunto contattarti. Vediamo da mobile. Sì, ecco, la grafica la curerei un po' di più. Grafica un po' buttata là. Comunque hai tutte le informazioni utili, quindi ci siamo, magari curerei un po' meglio la grafica. Domande, anche qui vedo che non ce ne sono, consiglio anche a te di pubblicare domande, autodomande e metterci le autorisposte, attivare anche la funzionalità messaggi di Google. Vediamo le recensioni a proposito. Ok, che risposto. Oh, finalmente uno che risponde. Ah no, vabbè, a parte l'ultima. Hai risposto a quasi tutte, quindi bene. 6 recensioni sono un po' pochette, ecco, quindi cercherei di lavorare un po' sulle recensioni.
importante ottenerne sempre con costanza e avere un buon numero. Come vedete, spesso ci sono, sai, quelle 6, 7, 8, 10 recensioni. Se riuscite ad averne un centinaio, fa veramente la differenza rispetto ai vostri competitor, perché io che sto magari cercando uno studio olistico a Vicenza, facciamo la prova. In questo caso Google mi propone di solito queste tre, vedete, il solito il pack, quindi vedete qua, questo ne ha 6, questo ne ha 5, questo ne ha 8. Pensate che io mi trovi centro olistico Indeco che ne ha 5, studio olistico Quarzo Rosa ne ha 8 e a Pastata che ne ha 127. Io come cliente mi faccio due domande, mi chiedo, cacchio, sto qua a 127 recensioni, gli altri sfigati ne hanno 5-8, cioè, ok, a livello di percezione, sapete che i clienti seguono un po' la massa, è un bel segnale nei confronti di un potenziale cliente, ok? Senza parlare che le recensioni, come dicevo prima, sono un fattore determinante, importante per comparire. In questo caso compari già nel pack qui, però insomma è un fattore importante per comparire nei risultati anche di Google Maps. Ok? Allora, vediamo se ci sono altre domande. Vedo che siete silenti e quindi super attenti, ok? Allora, vediamo qualcos'altro. Ok, va bene. Sì, poi vedete che anche Google vi mette anche il collegamento a recensioni di altre piattaforme. Quindi qui mi manda a Facebook, per i ristoranti ad esempio mi rimanda a TripAdvisor, quindi sarebbe interessante avere anche un buon numero di recensioni su Facebook. Considerate che il buon Google fa anche un controllo del valore medio delle recensioni sulle altre piattaforme. Quindi se io su Google ho 7 recensioni con una media di 3,5 e magari su Facebook ho 1500 recensioni con una media di 5, Google si fa delle domande, ok? Che magari non sono sempre positive. Quindi cercate di mantenere anche allineati il numero di recensioni su una piattaforma, la valutazione media, insomma qui ne hai 12 con una media di 5, quindi insomma ci siamo. Cercate in qualche modo di non far andare tutte le recensioni solo su Google e non su Facebook, oppure il contrario, cercate di far andare su le cose più uniformemente possibile. So che non è facile, ma insomma tramite sistemi automatici, appunto come l'invio di una mail o un WhatsApp o un SMS a chi è venuto nel vostro negozio e magari è stato anche soddisfatto, con sistemi automatici e puntando sui grandi numeri si riesce a scalare sicuramente anche le recensioni. Non è un grossissimo problema, è una cosa che si può fare. Noi ad esempio con Recensione OK, che è quel tablet che diamo ai ristoratori, ma adesso lo stiamo aprendo anche ad altre attività, facciamo raccolta dati dei clienti, quindi i clienti danno una valutazione alla vostra attività all'interno del tablet, quindi i dati restano solo a voi. Inserendo la mail e il numero di cellulare, noi mandiamo per conto vostro chiaramente una mail dove lo ringraziamo per essere stato nella vostra attività e poi gli diciamo: ma caro cliente, dato che sei stato contento, perché non ci scrivi una bella recensione su Facebook, su Google, eccetera, con il link che rimanda direttamente a Google, ci mette 2 secondi a inserire una recensione. Capite che su 1000, 2000, 3000, 10.000 email mandate ogni anno, c'è quel 5% dei clienti, 10%, 1%, chiaramente varia, che poi va a scrivere la recensione e quindi aumentano. Ok? Vediamo domanda. Paolo, ma è impensabile una diretta dove ci dai qualche dritta per ottenere le recensioni? Ecco, capiti a fagiolo.
Oltretutto tu hai un'enorme esperienza su questo argomento. Allora, che è Stefania, sì, penso che farò una diretta sul tema recensioni perché è un tema importantissimo su cui c'è miliardi di cose da dire, e quindi penso sì che farò una diretta prossimamente, magari dopo agosto, perché poi agosto qualcuno si andrà anche in vacanza, calano un po' le attenzioni, le forze, quindi magari a settembre faremo una direttina anche su quello. Vi consiglio comunque di andare magari nel gruppo Facebook. Vi rimetto qua, tra l'altro, il link, dato che abbiamo finito, perché siamo a 70 minuti e sarete anche voi sfiniti. Vi rimetto qui il link per scaricare la guida. Quindi questa è la guida con 30 risposte alle recensioni, sia positive che negative, eccetera, eccetera. Una guida gratuita che potete scaricarvi, che ho scritto. E poi vi consiglio di andare nel gruppo Facebook recensioni ok, cercatelo su Facebook. Cazzo, me lo taglia comunque. Gruppo FB, vediamo se così non me lo taglia. Ok, cercate su Facebook recensione ok, il gruppo si chiama gruppo strategie per migliorare le recensioni, eccetera. Lì abbiamo fatto una marea di video anche con Silvia Signoretti, abbiamo intervistato, è un gruppo per ora principalmente dedicato ai ristoratori, però anche questo lo stiamo allargando alle altre attività. Abbiamo fatto moltissime interviste con ristoratori che abbiamo visto magari gestire bene le recensioni, che riescono a ottenerne di più degli altri, eccetera, eccetera. Quindi insomma abbiamo fatto parecchie interviste, parecchi video, ci sono tanti contenuti, quindi vi consiglio di entrare anche in questo gruppo. Ultimamente lo sto aggiornando poco, però insomma c'è materiale di qualche mese fa che sicuramente è ancora più che valido. Ok, ragazzuoli, la diretta è finita, andate in pace. Vi ringrazio per aver seguito fin qua, spero che vi sia stata utile. Purtroppo non sono riuscito ad analizzare tutte le attività che si erano proposte, portate pazienza. Comunque insomma i consigli che ho dato sono validi per tante altre attività. Vi anticipo, per voi che siete rimasti fino alla fine, che ci sono delle novità in cantiere, perché nell'ultimo periodo, insomma in questo periodo abbiamo ricevuto una marea di richieste di consulenza, di aiuto per quel che riguarda Google My Business, gestione social, roba di questo tipo. Quindi per un numero limitato di attività, perché non sarà limitato, stiamo mettendo in cantiere un servizio di gestione da parte nostra del vostro profilo Google My Business, del profilo Facebook, dove appunto andiamo a contribuire per darvi un bel boost, una bella spinta. E vi farò sapere nei prossimi giorni, vi tengo aggiornati nel gruppo e poi vi dico insomma che bella chicca ci sarà in cantiere, ok? Ragazzi, ci sentiamo lunedì prossimo. Se volete scrivete nel gruppo anche idee, consigli per la prossima diretta, fatemi sapere che altre cose volete eventualmente analizzare e niente, ci aggiorniamo, ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao ragazzi, buona serata.